Ben ritrovati dalla redazione. In piena notte ha percorso contromano per ben 17 chilometri il tratto dell'autostrada 28 Portogruaro-Cimpello fino a quando è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Spilimbergo, che sono riusciti a far accostare il conducente dell'auto, un anziano di 84 anni. È successo nella notte tra domenica e lunedì intorno alle 3:20 del mattino. L'uomo al volante della propria auto è stato fermato dai poliziotti dopo che aveva percorso diversi chilometri e l'agente ha spiegato che era diretto verso il Pordenonese. Il verbale è stato trasmesso alla prefettura, che ora avrà il compito di procedere con l'ordinanza per la revoca della patente. È stato disposto il fermo amministrativo del veicolo. L'uomo rischia una sanzione da 2.046 a 8.160 euro. Cambiamo argomento. Presenterà la denuncia in procura per quanto accaduto a Tolmezzo, dove la scorsa settimana, in occasione dell'incontro con i sindaci della comunità della Carnia per parlare delle esternalizzazioni dei servizi del pronto soccorso tolmezzino, l'auto di servizio che utilizzava è stata danneggiata con calci, pugni e sputi. Lo ha annunciato l'assessore alla salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi a margine della conferenza stampa di presentazione della norma regionale sul partenariato pubblico-privato per i servizi residenziali dedicati agli anziani non autosufficienti. Dopo il tavolo al Mimit per l'Adriatronics ex Flex, sono in partenza delle lettere per una presa di contatto con un ventaglio di 203 aziende che potrebbero avere interesse industriale sul sito triestino. Le aziende scandagliate spaziano dalla meccatronica alla robotica fino alla difesa aeronautica e sono state individuate per affinità di attività con le competenze sviluppate da Adriatronics e dalle sue maestranze. Allo stesso tempo hanno riferito esserci dei ragionamenti più avanzati con un paio di queste provenienti dal mondo della meccatronica. Lo riporta un comunicato congiunto delle segreterie territoriali di FIM e WIM dopo il primo incontro di monitoraggio della vertenza Adriatronics al Ministero in seguito dell'accordo firmato a inizio aprile. Le capacità logistiche sono fondamentali per lo sviluppo economico di qualsiasi territorio. In questo ambito la nostra regione ha tutte le potenzialità per svolgere un ruolo fondamentale nei rapporti con l'Asia. L'intero Friuli Venezia Giulia rappresenta una piattaforma logistica in grado di collegare il centro e sud Europa con l'East e il Far East. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, prendendo parte alla sessione Fare affari in Asia, opportunità e storie di successo italiane al meeting annuale della Banca Asiatica di Sviluppo. A questo proposito ha aggiunto: guardiamo con particolare interesse al corridoio indo-mediterraneo, l'IMEC, che in una visione più estesa può anche coinvolgere paesi come Corea e Giappone e attraversare India e Medio Oriente per giungere fino a Trieste. È un'opportunità straordinaria per il rafforzamento delle attività commerciali, ma anche per la nascita di nuove realtà imprenditoriali lungo questo corridoio. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Oggi cielo in prevalenza nuvoloso coperto con piogge intermittenti, rovesci e locali temporali. Le piogge complessivamente potranno essere in genere abbondanti. Quota neve oltre i 2000 metri circa. Sulla costa soffierà in prevalenza vento da est moderato. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura, fra 10 e 13 gradi sulla costa, fra 13 e 16, le massime in pianura fra 20 e 22, sulla costa fra 18 e 20 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.